in virtù anche di questi grossi finanziamenti che ci saranno, e quindi sto pensando, come dicevo prima, al PNRR, abbiamo anche la necessità di investire bene, di investire per il futuro, capendo che noi non c'è dato di spendere del denaro, c'è dato di spendere bene il denaro. E spendere bene il denaro vuol dire spenderlo creando anche un futuro ai nostri figli, che sia anche un futuro di lavoro. Capendo però come funzionano le cose, le città che occupano solo il 4% del suolo, ma occupano il 75% della popolazione, beh, può essere che queste siano particolarmente attenzionate in un concetto di edilizia che deve crescere non più con consumo del suolo, ma per implosione, in virtù anche delle necessità che abbiamo visto essere così importanti in questo periodo di Covid, beh, un'attenzione maggiore a quello che può essere la bioedilizia. Questo vuol dire essere efficienti, e l'efficienza è la precondizione per essere efficaci, che è fondamentale. E allora, se abbiamo queste attenzioni verso le città, dico, beh, non è che le campagne valgano meno, no? Noi abbiamo la fortuna di vivere in luoghi dove le campagne sono predominanti, e allora, se ben servite, ritengo che anche le campagne possano essere motivo di essere riqualificate. Rigenerazione quindi vuol dire salvare sia le città sia queste periferie, e lo dobbiamo fare ovviamente per step, perché non c'è dato di farlo subito, è troppo grosso questo cambiamento. È ovvio che occorre una politica che abbia una progettazione lungimirante, che veda un attimino avanti con i tempi. E allora, in un concetto ancora più completo, direi che ci deve essere una maggior condivisione tra quello che è il pubblico e quello che è il privato, inserendo all'interno di questo contesto sempre una politica con la P maiuscola, che sia attenta anche alle norme che fa. E quindi la morale, per ultimare, qual è? Che riqualificare e rigenerare possiamo farlo noi, lo dobbiamo fare noi, e lo dobbiamo fare noi tutti insieme, perché se riqualificare la nostra città sembra un qualcosa più pertinente all'edile che costruisce, la rigenerazione la fa ai cittadini. È questo il passaggio che noi dobbiamo fare. Dobbiamo pensare che riqualificare e rigenerare sia un qualcosa che appartiene a tutti, perché una casa ben fatta ma vuota non vive.